Il boato e la nuvola di fumo, una scarica di roccia che scende nel canale dei Cantoi de Framont e la nuova paura nella montagna senza pace. Questa volta sono le Dolomiti a Gordina a far temere il peggio, poco dopo le 11:30. Siamo sulla Moiazza, precisamente la cima di Moiazza Sud, quando un pilastro della parete si stacca a circa 2400 metri di quota, vicino alla via alpinistica Spigolo di destra, con la terribile incognita che la massa rocciosa possa aver travolto qualcuno. La scena sotto gli occhi di un escursionista tedesco che gira questo video e poi corre al vicino rifugio Carestiato per dare l'allarme. Qui il gestore, nonché responsabile del soccorso alpino della zona, Diego Favero, è già in allerta. Mi è arrivata una telefonata qua in rifugio da parte dei vigili del fuoco di Belluno, che dicevano che erano stati appena allertati da una persona che da Agordo aveva visto un fumo bianco che nella zona, diciamo, nostra del rifugio. Al che praticamente poco dopo è proprio arrivato un escursionista da qua, verso il rifugio, che mi ha avvisato praticamente di una frana che aveva visto poco distante dal rifugio. Il timore nasce dalla presenza della ferrata Costantini. Siccome stamattina era partita gente per fare la ferrata Costantini e oltre che partire da questa parte qua, so che tanti partono anche dalla parte opposta dove c'è il rientro e dove era stato più o meno capito che c'era stata una frana. Abbiamo deciso di intervenire come soccorso alpino per controllare, insomma, che non ci fosse niente di grave, insomma, che non ci fosse qualche travolto, ecco. Subito si alza in volo l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che effettua una lunga ricognizione per escludere l'eventuale coinvolgimento di persone. Abbiamo trovato il punto del distacco, non ha interessato la ferrata Costantini, ha interessato una parte, diciamo, di roccia della Moiazza Sud, però è andata a finire in un canalone che si è distrutta là, insomma, ecco. Si tira un sospiro di sollievo, questa volta è andata bene. Purtroppo in Dolomiti succedono questi casi, insomma, succedono e non è che sì, perché succedono queste cose dobbiamo chiudere gli accessi alle montagne. Ripeto, se abbiamo i ghiaioni alla base delle pareti vuol dire che sono tanti anni che scendono i sassi, insomma, ecco. Giorni difficili per tutta la montagna, la Marmolada ha segnato inevitabilmente un confine, ma chi la vive e la respira ogni giorno è consapevole di un fatto incontestabile. Questi giorni qua dobbiamo stare zitti e riflettere e portare rispetto per le persone che sono venute a mancare. La montagna si è sempre comportata così, non certamente adesso, insomma, ecco.